Amici telespettatori, buonasera, ben trovati con questa puntata particolare di Per Sport in diretta. Lo vedete, non siamo in studio, siamo in piscina, nella piscina di Vittorio Veneto, in una puntata che vedete in sovraimpressione, si intitola Quale futuro per la nostra piscina, e ne parleremo con il sindaco di Vittorio Veneto Antonio Miatto, grazie di essere qui sindaco, e con la presidente del Notoli Nuoto Ambra Polesel. Ma prima di parlare del futuro parliamo del presente e del futuro con due atlete che ho qui di fianco a me, che sentiamo subito, così dopo potranno andare a riposare perché sono reduci da un weekend molto impegnativo, e sono Margherita Serafin e Giada Piccoli, due atlete ovviamente del Notoli, come si vede dalle loro magliette, che sono reduci appunto dai campionati italiani, anche se si chiamano Criteria, giusto? Ok. Comunque sono i campionati italiani giovanili dove hanno vinto un po' di medaglie. Allora andiamo un po' per ordine. Margherita Serafin, dici intanto che medaglie hai vinto in questo weekend? Questo weekend ho vinto la medaglia d'oro nei 50 dorso e la medaglia di bronzo nei 100 dorso. Però hai ottenuto anche altri piazzamenti riguardevoli. Sì. Quelli che ti ricordi almeno, dai. Ok, quinta nei 100 stile e il più importante quarta nei 50 stile di solo un centesimo. Ok, allora ricordiamo che Margherita è juniores, perché classe 2007. Primo anno juniores. Ok, dopo è inutile che spieghiamo ai nostri telespettatori la differenza tra le categorie e le annate, che cambia d'estate e d'inverno, perché quello che conta è che sono arrivate le medaglie. E tu invece, Giada? Io sono arrivata terza nei 100 stile, e quinta nei 50 e tredicesima nei 2. E tu però non sei juniores? No, sono categoria ragazzi secondo anno. Ok, allora per te, Giada, è la prima medaglia, giusto? A un campionato italiano? Sì, è stato bellissimo. Ascolta, te l'aspettavi? Nei 100 sì, perché la volevo la medaglia. Non è male però, vincere la prima è già volerla. Sì. No, ma è stato veramente bello. Poi avevo anche migliorato, quindi andare lì a migliorare era già bello, e essere già lì era un traguardo. Vincere anche una medaglia era stato ancora più bello. Bene, ci credo. Invece per te, Margherita, intanto ci stiamo allontanando, non so se andiamo un po' più in avanti, se no il regista cade giù dalla telecamera. Marghe, tu invece avevi già vinto delle medaglie. Sì, io quest'estate avevo vinto i 50 stile qui nella vasca da 50 a Roma, ero arrivata terza nei 100 stile. Infatti non mi aspettavo per niente queste medaglie a dorso nella vasca corta, sono state un po' una sorpresa non averle prese a stile invece che a dorso, quindi... però è stato bello. Questo potrebbe dire che hai un futuro anche come mistista? Allora, con mistista non lo so, perché vado bene anche nel delfino, però... Mi hanno detto che a rana puoi annegare. Esatto, nella rana proprio no, quindi non so se riesco a migliorare la rana, perché no, però non lo so, è da vedere. Ascolta, una cosa che va precisata è che nel tuo caso era la prima volta che facevi i campionati invernali, perché sei stata tra virgolette vittima della pandemia, giusto? Sì, era il mio primo campionato italiano in vasca da 25. Di solito si fa prima questo campionato e poi quello a Roma, però io ho fatto viceversa, quindi è stato comunque esperienza tra virgolette nuova. Ascolta, il motivo è perché quando c'era la pandemia non c'erano i campionati, giusto? Sì, li hanno annullati sia un anno fa che 2 anni fa, e io è 2 anni fa che sono passata a categoria, quindi non li ho mai fatti. Allora ditemi una cosa, Giada, intanto perché il nuoto e non un altro sport? Allora, io al dire il vero facevo un altro sport, però ho dovuto scegliere a un certo punto. E che sport era? Danza. E ho scelto il nuoto perché era una cosa, sentivo non come una seconda casa la piscina, proprio come casa mia, il modo in cui mi esprimevo, potevo essere libera. Ok, e tu non sei di Vittorio Veneto, giusto? No, sono di Cordignano. E quindi per te è un impegno ulteriore il fatto di dover raggiungere Vittorio Veneto ogni santo giorno, perché mi pare di aver capito che fate allenamento tutti i giorni. Sì, infatti alla mattina ho scelto proprio per questo di venire alle medie qua a Vittorio, così visto che è vicina venivo qua a piedi. Okay. E invece tu, Marghe, lo stesso, ogni giorno allenamento, e la scelta dello sport è un po' più facile per te? Sì, anche perché mia mamma lavorando qui mi ha sempre portata a nuoto fino a quando ero piccola. Ho provato anche altri sport, ho fatto anch'io danza, però sono sempre stata più legata al nuoto, mi piaceva sempre di più e non ho mai smesso, mai. Ditemi una cosa, l'allenamento quotidiano è un impegno, una sofferenza, un divertimento, cos'è, Giada?
Per me è un impegno perché è una cosa seria, ma è anche un divertimento. Venire qua e passare 2 ore con la squadra, con la nostra allenatrice, è sempre bello. E per te, Marghe? Sicuramente è un impegno perché non sempre, magari sei stanca, sei anche piena con la scuola, però vieni sempre perché guardi i tuoi obiettivi e sai che è una cosa che fai per te stessa e quindi vieni qua oltre a tutto quello che stai passando. Bravo, adesso la domanda più difficile è, sappiamo che la vostra allenatrice è Laura Spinadin, che salutiamo, probabilmente ci sta ascoltando. Allora, sapete che siete in diretta, siete senza rete, allora com'è il rapporto con Laura, che conosciamo benissimo? No, il rapporto, almeno per me, con la Laura è molto sincero. Io mi trovo molto bene con lei, non ho mai avuto problemi a dirgli come stavo davvero o qualsiasi cosa, anche i miei problemi personali, di qualsiasi cosa. E quindi io sono davvero contenta di averla come allenatrice, mi trovo davvero bene con lei. Bene, e tu Giada? Per me lei è una bravissima allenatrice, perché mi ha insegnato tanto e mi insegnerà ancora, ne sono sicura. E so che posso dirla come una seconda madre a livello dello sport. Bene, ultima domanda, e questa è più facile, forse i prossimi impegni e magari anche i vostri obiettivi, Giada. Allora, intanto tornare in piscina a allenarmi e poi andare... Insomma, hai fatto una gara ieri, tornerai domani. sì, infatti, e andare a quelli di Roma. E lì, insomma, qui ti aspettavi una medaglia e lì? Ne voglio? E guardando più avanti? Non lo so. Bene, tu Marghe? Io la prossima gara importante che ho, in verità ce l'ho fra circa 10 giorni, che sono gli assoluti, quelli in vasca lunga, perché vado là con 2 gare, 50 stile e 50 dorso. Dopo gli assoluti avrei gli assoluti, quelli estivi e i criteria estivi a Roma, come lei. I tempi per gli assoluti estivi non so ancora bene quali siano perché erano i 7 colli il trofeo, però l'hanno tolto quest'anno, quindi adesso bisogna vedere, però comunque sì, adesso si punta tra 10 giorni a questi assoluti qua. Ascolta, obiettivo per te? Allora, 50 dorso, 50 stile, dai spara. 50 stili io spero di fare come ho appena fatto, Non dirlo, abbiamo capito. ok, che è 26. E a dorso non lo so perché vado meglio nella vasca corta, non lo so, io vado là, vado forte e poi quello che viene viene. Bene, grazie ragazze. Margherita Serafin, Giada Piccoli, fresche di 3 medaglie, 2 più 1 ai criteria, che come abbiamo detto sono praticamente i campionati italiani, si chiamano così, giovanili, fresche da Roma. Complimenti, grazie ragazze, in bocca al lupo e buon ritorno a casa. Bene, ciò detto, abbiamo aperto con la cronaca, diciamo, e adesso passiamo, abbiamo fatto lo sport e adesso facciamo la storia. Perché? Perché ci troviamo in questo impianto sportivo che è stato pensato nel 1968 assieme al Palazzetto dello Sport, che è qui a 2 passi, è stato realizzato e aperto nel 71, quindi ha compiuto 50 anni. Diciamo che guardandolo da fuori o magari un po' da lontano ha ancora un gran fascino perché è una struttura bella, ma potrebbe essere come le belle donne, se le guardi da lontano magari quando hanno una certa età sono una cosa, poi le guardi da vicino, vedi le rughe, però noi ci siamo venuti dentro e quindi le vediamo da vicino. Allora è un impianto che appunto è nato nel 71 e inizialmente era il comune che lo gestiva, nel 74 è nata la Notoli Nuoto e che lo gestisce direttamente dal 91, se non ricordo male. Va detto che questo è la prima piscina comunale di Vittorio Veneto. Narrano che negli anni 50 ci fosse addirittura una vasca dove attualmente si trova la palestra del liceo, dove veniva portata l'acqua del Meschio e ci faceva il bagno lì a pagamento, ma probabilmente anche per questo motivo la gente andava più volentieri nel Meschio a nuotare direttamente o a Revine. Narrano che mi hanno narrato i miei avi che addirittura nel Meschio si nuotava, c'erano stati addirittura inventati degli stili un po' improbabili che solo nel Meschio si potevano fare, con tutta una loro terminologia. Esatto, tanti nomi. Però quando è nata questa piscina ce n'era già un'altra in città operante, che era quella del Collegio Dante. Se avete presente al Collegio Dante, dove attualmente c'è l'Aula Magna o il teatro, diciamo la sala teatro, lì era una piscina coperta
Per questo si spiegano delle opere, cioè dei quadri a stile diciamo marinaro, che sono dei mosaici addirittura che sono lì perché erano i bordi della piscina. Poi c'è un'altra piscina a San Giacomo di Veglia, che è l'impianto Sporting Club 2001, che è chiuso ma adesso è stato riacquisito e riaprirà. Così come c'era una piscina al Villaggio Paradiso, era una piscina privata però ad uso pubblico, e anche quella è chiusa. Tutto questo per dire che la piscina comunale resiste, ma tenere in piedi una piscina non è facile, e lo dimostra il fatto appunto che sia rimasta solo questa. Allora, per parlare di Nottoli abbiamo qui la presidente Ambra Polesel, ora presidente, prima allenatrice, prima ancora atleta. Ho scoperto che io ero convinta che lei è figlia d'arte, nel senso che il suo papà Renzo è stato dirigente del Nottoli. Ero convinto che Ambra fosse stata convinta dal papà a nuotare, invece viceversa è stata Ambra che nuotando ha trascinato il papà a fare il dirigente, quindi hai trascinato il papà e hai trascinato pure la figlia, quindi diciamo è una vera sponsor del nuoto. Il Nottoli Nuoto, appunto, come ho detto prima, dal 91 gestisce la piscina e non è facile, Ambra, gestire per una società sportiva. È vero che ci sono convenzioni lunghe a differenza degli altri impianti sportivi, tipo le palestre che hanno, tanto in genere le palestre gestisce direttamente il comune, ma comunque quando ci sono affidamenti sono brevi, invece nel caso delle piscine sono lunghe proprio perché ci sono investimenti da fare e spese da sostenere, e per questo sono stati anche assunti dei mutui e delle cose del genere. La piscina, abbiamo detto, ha 50 anni e ha bisogno di rifarsi un po' il look. Negli ultimi anni avete fatto comunque degli interventi su impianti antincendio, caldaie, impianti elettrici. Ambra, raccontaci un po' com'è la situazione, ma soprattutto, anzi facciamo così, ne parliamo dopo, parliamo prima delle problematiche più attuali che sono cominciate con la pandemia, no Ambra? Sì, buonasera. Sì, effettivamente gli ultimi 2 anni e mezzo sono stati veramente molto molto difficili. Prima la pandemia, questa imposizione delle chiusure delle piscine è stata una mannaia per tutti i gestori, per 2 motivi: per l'aspetto economico, che come introducevi tu effettivamente qui ci sono degli impegni, ci sono dei mutui, insomma ci sono degli impegni economici importanti, sia dal punto di vista impiantistico, perché le piscine sono impianti che sono fatti per essere aperti. Una volta che vengono chiusi si sgretolano con una facilità pazzesca, certo. Per cui anche nel periodo di chiusura comunque l'acqua ha continuato a essere filtrata, comunque l'impianto di riscaldamento doveva essere attivato, altrimenti ci riempivamo di muffa ovunque, insomma tutta una serie di problematiche, per cui a 0 incassi non sono corrisposte 0 spese, anzi certo. Anche personale che comunque ha dovuto seguire, oltre ai costi di gestione vera. Quindi ricapitolando, la pandemia vi ha portato via il pubblico, tranne gli agonisti, che però sono pochi rispetto al totale. La prima chiusura ha bloccato anche tutti gli agonisti, perché i ragazzi non si sono allenati per 9 settimane, tutti i ragazzi. Sì, certo. Quindi la prima chiusura, ma la seconda, che è stata quella più disastrosa, perché siamo stati chiusi dal 24 ottobre al 7 di giugno. Sì. E quella sì, ci ha portato via tutta l'attività di base. Abbiamo messo in acqua gli agonisti a fine novembre, perché comunque sia per i nostri sia per tutti i triatleti, che comunque è un altro mondo che veramente merita un sacco di attenzione, sono dei supereroi sti ragazzi. In più abbiamo potuto ospitare anche tutti gli agonisti del Bellunese, perché lì di 7 piscine non ne aveva aperto nemmeno una per gli agonisti. Era effettivamente un suicidio economicamente parlando. Sì, certo. In qualche maniera abbiamo cercato di ridurre le perdite, ma comunque non si andava coperto. Adesso, senza voler rinfocolare polemiche di quel periodo, mi ricordo ne avevamo parlato anche in trasmissione, voglio dire, è chiaro che c'erano tante incognite in questo virus, nella pandemia eccetera, però l'impressione era che col cloro che c'è nell'acqua, che forse non fosse il posto più insalubre la piscina,
perché anche nell'aria chiaramente si respira, per cui probabilmente, e mi pare che anche i contagi non se ne siano verificati in piscina, quindi Infatti. forse col senno di poi si può dire che si poteva anche tenere aperto, sì. ma non vogliamo... Anche perché la lezione, non è, sempre senza fare polemiche, la lezione non è stata imparata, perché comunque noi siamo gli unici che rimaniamo fino a fine aprile ancora con tutte le restrizioni attuali. Certo. Non viene tolto il Green Pass rafforzato, non ci hanno tolto nulla. Sì, sì. Quindi malgrado questi e anche mesi... dal punto di vista dell'igienizzazione, le piscine sono, penso, la struttura sportiva più già abituata. Sì, perché per noi il rischio batteriologico era già il primo dei rischi già prima, quindi già c'era in piedi tutto un programma di disinfezione determinato anche dall'accordo Stato-Regioni del 2003, quindi insomma non potevamo fare quello che volevamo, già prima eravamo super controllati. L'uso di casa in tutte le piscine qua viene almeno 2 volte all'anno, ma poi arrivano a trovarci in AS, insomma siamo veramente una struttura, una realtà controllatissima. Ascolta, è fatto 100 l'incasso del periodo normale durante la pandemia, quanto vi entrava su 100? Noi abbiamo avuto una perdita di 450, abbiamo avuto mancati introiti per 450.000 euro. Porca miseria. Sì. In tutta la pandemia o solo in quei 9 mesi? Anche in tutto il periodo? I primi 2, sì. Poi c'è da tener conto che anche i pochi mesi che abbiamo potuto tenere aperto, giugno, luglio, agosto, settembre, fino al 24 ottobre, siamo stati contingentati tantissimo. Per dire, potevamo mettere una persona, dovevamo riservare 7 metri quadrati a persona, vuol dire che nella vasca piccola io potevo far stare 12 bambini. È stato un bagno di sangue anche quello. Che poi era, voglio dire, se vogliamo, anche un controsenso anche quello, perché gli atleti, come probabilmente vedrete nelle immagini, quando nuotano si avvicinano, cioè, ci può essere in 7 metri quadrati, però è chiaro che gli atleti si avvicinano tra di loro. Comunque l'effetto del cloro sul virus... Certo. Non lo diciamo noi che siamo di parte, se vuoi, siamo nel settore, ma ci sono un po' di studi che lo dimostrano. Comunque dai, speriamo che sia passata, però in realtà è passata la pandemia, però adesso c'è il caro bollette. Infatti, uno dice vabbè dai, in qualche maniera abbiamo fatto, in qualche maniera abbiamo stretto, e poi ci arriva la mannaia della quintuplicazione del costo del metano. Addirittura quintuplicato. Sì, perché la tariffa del metano, noi avevamo una tariffa fino a settembre 2021 0,22 centesimi al metro cubo. Siamo passati a 1,21 di dicembre. Che miseria. Poi tratti e ritratti e siamo attualmente a 0,76, che è comunque più del triplo di quello che pagavamo a settembre. È un aumento che... Ma si riesce in qualche maniera, non so come, a risparmiare, a contenere i costi? No, purtroppo no, perché comunque qui la gente è in costume. Certo, infatti stiamo sudando. E in più l'acqua va scaldata, noi funzioniamo a acqua calda, quindi è impossibile. Quello che abbiamo fatto per contenere un pochino i costi del metano è cercare di compattare un pochino gli orari, quindi ridurre un po', qualche mezz'ora di apertura. Ma diciamo che nelle fasce orarie dove una volta anche per poca gente davi comunque il servizio, adesso non lo diamo più e cerchiamo di risparmiare qualcosina anche lì. Quindi è un'impresa ardua. Abbiamo dovuto tagliare altre spese. Certo. Tra le quali anche il personale, per quanto sia stato un dolore immenso. Spieghiamo, perché a differenza di tante altre società sportive che hanno personale volontario, almeno a livello locale nostro, voi avete dei dipendenti? Assolutamente sì, non è assolutamente pensabile di farlo. Tanto è vero, scusa se ti interrompo, che avete 2 società, una diciamo per la gestione dell'impianto e una sportiva. Quella della gestione dell'impianto, che è quella che per intenderci ha i mutui, è quella che fa gli interventi insomma concordati nei rinnovi di convenzione, è anche quella che attualmente ha 7 dipendenti e 3 co-co in sostanza sarebbe. Poi ci sono i collaboratori sportivi. L'associazione sportiva invece segue la promozione allo sport, quindi segue in maniera più stretta l'agonismo, il preagonismo e la selezione nella scuola nuoto bambini. Dimmi una cosa Ambra, tu sappiamo che sei anche dentro in federazione, no? Mi parla a livello regionale, giusto? Sì, sono consigliere. E la situazione negli altri impianti più o meno è come la nostra? È la stessa, siamo così, qualcuno anche un pochino peggio se vogliamo, non perché siano meno bravi, ma perché magari stiamo parlando di impianti che hanno più vasche. Sto parlando per esempio dell'impianto che si trova in centro a Padova, loro che hanno una squadra di pallanuoto femminile che è in A1, quindi stiamo parlando di gestori che fanno un lavoro immane da tanti anni,
e hanno dovuto chiudere 2 vasche a fronte di una bolletta di 88.000 euro loro dicembre. Cioè del metano. 88.000 euro una Sì. bolletta. E Rovigo anche ha limitato. Tanto così per curiosità, una vostra bolletta su che ordine di Allora, grandezza noi in gira? questo momento del metano abbiamo avuto il record dei record a dicembre con i nostri 22.000 euro, però insomma a gennaio abbiamo 17.000 e febbraio 17.000. Vabbè, Nel 2019 il massimo che avevamo toccato era stato 7.000, il Sì, massimo sì. in assoluto Sì, sì, che sì. avevamo toccato. Quindi la situazione è un po' complessa. Sindaco, abbiamo sentito di queste difficoltà e del fatto che il nostro impianto è molto, molto utilizzato, e infatti lei e le diverse amministrazioni precedenti, tutti vi rendete conto di questo e cercate in qualche maniera di recuperare qualche fondo per sistemare questi impianti. È chiaro che anche i comuni non navigano nell'oro, non diciamo niente di nuovo, ma com'è, perché ho visto che era stato stanziato prima 150.000, poi 500.000, poi si era arrivati addirittura a un progetto, mi pare, da 940.000 euro che doveva partecipare al bando sport e periferie. La situazione adesso qual è, Sindaco? La situazione è questa, che ci ritroviamo davanti a un impianto e a una società che lo gestisce, che a dire la verità tutte le amministrazioni di Vittorio hanno appoggiato, Certo. tutti si sono dati da fare, in base ai fabbisogni che in ogni momento si appalesavano. La piscina è fatta di tanti costi perché, l'hai detto tu, è attempata e quindi gli acciacchi dell'età Certo. vengono fuori e occorre intervenire perché non si può Certo. bloccare l'impianto per uno dei problemi. Quindi quello è un capitolo. Poi c'è il capitolo energivoro, energetico, per cui il metano È un fa tema la che a sua lei sta parte. tanto a cuore, quello del risparmio energetico. Sì, ma in effetti ricordo che da assessore ne abbiamo fatti di lavori qua, Certo. perché la termoventilante l'abbiamo cambiata, recuperando il calore di vaporizzazione dell'acqua, per cui si era C'è già, risparmiato sì, sì. e rendendo migliore l'aria interna. Non solo, ma quella volta avevamo messo anche gli UV a disinfettare l'acqua dei circuiti, per cui minore era il fabbisogno di cloro, Ah, perché i Sì, raggi sì. ultravioletti già disinfettavano l'acqua per un bel po'. E poi perché il ricambio di legge quotidiano veniva ridotto dal Ho momento capito. che l'acqua era migliore. E sono state cose che hanno portato dei Certo. risparmi. certo. Altri risparmi si possono fare coibentando meglio i vetri, e dico io anche con la centrale termica, perché si potrebbe passare alla cogenerazione e quindi produrre corrente e calore in contemporanea, Ok. che dà un risultato migliore alla fine, Ok. no? Economico. Comunque Ambra ti diceva dei prezzi del... Allora te ne dico un'altra. Allora, il nostro grande impianto fotovoltaico vende la sua corrente secondo il prezzo medio locale, che a gennaio del 21 era di 5 centesimi e 2, a febbraio di 4,7 a kilowattora. Sì. A dicembre l'abbiamo venduto a 31,8. Miseria. No, Sì, tanto sì. per dare la misura, Sì, non sì. è una soddisfazione, perché il mondo Sì, non certo. può reggere con No, quello. certo, certo. Speriamo sia un'anomalia transitoria, altrimenti non si saprebbe più come fare. Certo. Vedi che le fabbriche chiudono, quelle Certo. più energivore chiudono, Certo, certo. quindi sarebbe un continuare con livelli inaccettabili di costi. Poi avete anche i dipendenti Certo, certo. che Ma- tutti continuano a dirmi che sono bravi, appassionati, e tutti coloro che frequentano questa piscina effettivamente riferiscono di Che è uno così. staff molto capace, molto Bene. appassionato, Prenditi e, questi che- complimenti, Ambra. e quindi è un motivo in più per essergli vicino. Certo. Ma adesso, Sindaco, come... Io la situazione che abbiamo trovato era questa, che c'era un 500.000 a disposizione, un 500.000, che era stato suddiviso 250 per le piscine e 250 per il nuovo campo di rugby. Ciascuno dei due però aveva bisogno di $500.000, allora era stato deciso di fare 250.000 a testa di soldi veri Sì. e 250.000 su vendite, no, di Ok. cespiti in dismissione. Abbiamo preferito
mettere i 500.000 assieme e assegnarli a questa struttura, questa struttura. perché rilanciando, perché passava in quel momento un bando, lo sport Sì, di periferia, sì. e allora avevamo pensato di fare un intervento più corposo di 970.000 mi pare fosse, fra l'altro cofinanziato con i 500 che si aveva. Ok. Speravamo di portarlo a casa, non è andata. E quindi Adesso sport e periferie si ripeterà. Ah. C'è- La teoria dell'assessore Fasan è che comunque bisogna partecipare prima o dopo. Sì, Se deriva. ma infatti noi cerchiamo di partecipare Certo. a tutti, non perché sappiamo in partenza di prenderli tutti, No, ma no, perché no, certo. quel che viene Certo. viene, no? Adesso c'è questa distribuzione un po' pazza di denaro in Italia, fino adesso non l'abbiamo visto, è stato Sì. dichiarato in mille salse. Si sente dire. Sì, ma ci proviamo naturalmente. Ok. E magari lo lasciamo dire ad Ambra che c'è un'opportunità grandiosa, però è limitata a un solo intervento per ciascuna federazione. In Italia federazioni ce ne sono 47, Ah. no? Ci saranno quindi una 40-50 interventi in tutta Italia, ma noi ci proviamo, vero Ambra? Quindi Ambra, dici di cosa si tratta? Certo che ci proviamo, è un'occasione fresca che è appena venuta fuori. Bisogna saltar su. Sì, un bando per la sempre. costruzione o riqualificazione degli impianti sportivi. Ci sono 3 opzioni, un'opzione si rivolge a quegli impianti per i quali le federazioni si espongano dimostrando un interesse. Quindi fondamentale, perché ci sono 3 cluster, tutti che usano queste parole inglesi per niente. Sì. Allora c'è il cluster 1 che è rivolto ai capoluoghi di provincia con più di 20.000 abitanti, un altro per le città che abbiano più di 50.000 abitanti e un terzo invece a Libero. a tutti gli altri. Però appunto anche il cluster numero 3 è limitato a 162 milioni, ma con quasi 50 federazioni, ciascuna sì. di queste ha diritto di averne uno. Sì. Uno, e noi ci proviamo. Ma Siamo già in contatto con la federazione, quello dovremmo su essere cui- primi i ad primi arrivare. ad averlo chiesto Poi che sicuri, ce lo quello su diano. cui gli altri si dimenticano, allora. cui facciamo tanta pressione è il fatto che comunque noi siamo una società affiliata dal 74 Certo, ininterrottamente senza aver saltato mai neanche una stagione alla Certo. fine. Abbiamo sempre fatto tutta l'attività federale e in realtà insomma abbiamo anche investito i colori Certo, della nazionale certo. con più di un atleta in Sì, questi ricordiamolo anni. ai nostri telespettatori Sì. che sono meno addentro che la Notoli Nuoto ha una squadra agonistica sua e non come, esclusi i gruppi sportivi militari che sono dei professionisti pagati dallo Stato di fatto, esclusi i grandi assembramenti di società che mettono insieme la crema di alcune società sportive per fare lo squadrone. La Notoli Nuoto è sempre stata da sola e ha portato in nazionale, ha portato alle Olimpiadi Francesca Segata, ha vinto i titoli sì. italiani assoluti, Laura Spinadì, Margherita Ganz, Erika Donadon, Mattia Zuin, ne ho dimenticato qualcuno. Sì, Mattia è ancora in attività Sì, no, anche certo, adesso, certo. va ancora forte. Per dire appunto che la Notoli Nuoto, pur non essendo una squadra di una grande città o tantomeno un gruppo sportivo, riesce a ottenere questi risultati e chissà che la federazione ne tenga conto. Speriamo, sì. Allora noi siamo sì. Fondamentale per questo passaggio disperato che facciamo è avere l'assenso della federazione, è condizio sine qua Allora, non. di quello si occupa È appunto Ambra. per quello che ti ho detto fatti raccontare da Va Ambra, bene. no? Ma allora noi siamo ottimisti di natura e di cromosomi proprio, ma nell'ipotesi che non dovesse andare, il piano B qual è? Nell'ipotesi noi abbiamo già dichiarato che interverremo con i lavori di rifacimento Dei serramenti? di tutti i serramenti in vetro che non tengono più, già stati evidenziati Perché da tanto Ambra tempo. Ambra una volta mi ha raccontato che le fessure non si sentono, si vedono proprio. Sì, quindi tenuta termica Sì, certo. e benessere anche di Certo, chi sta certo. dentro. Però sarebbe un intervento indispensabile, ma di minima Certo, veramente. certo. Avrebbe bisogno di ben altro. Beh, Perché comunque sarebbe un intervento che porta anche delle conseguenze positive anche nei conti, quindi è comunque una auspicabile. cosa è avere
fondi propri e Certo. tenersi in tasca tutto il frutto del risparmio. Una cosa è affidarsi a delle esco che ti Certo, fanno il cogeneratore, però certo. poi del guadagno, del margine, bisogna sempre far le parti, no, fra... Certo. Allora, sindaco, no, prego. e comunque questo intervento certamente ci sarà. Quindi vada così a meglio, insomma. Abbiamo cercato di aggiustare un pochettino i conti per quello che si poteva col fondone, Ok. per mitigare, ecco, i debiti che naturalmente vengono contratti, e presumo che sarà corposo anche il prossimo intervento Ah, bene, che dai. abbiamo pensato. E restando in zona, Molto sindaco, corretto. uscendo un attimo dalla piscina, facciamo una digressione. Siamo nella cittadella dello sport e ci sono stati diversi interventi anche recenti, no, sindaco? Sì. Praticamente qui abbiamo aggiunto i campi di beach volley che erano richiesti Che da sono tanto immediatamente tempo. a sud della piscina. Esatto. Abbiamo anche pensato e destinato i 30 metri di terreno posto a sud della recinzione delle piscine. Che era della piscina? A loro volontà sono rimasti disponibili, Ah. diciamo, per fare attività di spiaggia. Per la avere piscina? Sì. Ah, o allungare la piscina, no, ma quello non serve, vabbè. Perché ancora anni fa Ambra mi parlava di una piscina in più Ah, ad ecco. uso Vedi che non ho terapeutico, sbagliato di tanto. perché non dimentichiamo che la piscina non è soltanto sport, No, certo. è anche passatempo, e ma è anche benessere, e è ne anche parleremo, ne parleremo. rieducazione, sono tante cose, no? Ne parleremo. Volevo dire, sindaco, avete... E poi abbiamo fatto il calisthenics che i ragazzi Esatto, volevano. esatto. Abbiamo dotato, per essere un pochettino più protette, un'area delle nostre piste d'atletica per la ginnastica Esatto. attrezzistica all'aperto, con Esatto. macchine appositamente realizzate per Degli rimanere- attrezzi outdoor anche vicino alla pista. Sì. E Sistemata la pista. direi che non è finita, perché abbiamo a disposizione una struttura dimenticata che anzi era stato pensato anche di portare a risulta, bestemmia secondo me, che è quella piattaforma fantastica che è lunga 90 metri e larga 45, con un unico difetto che probabilmente, dico io anche erroneamente, è stata ricompresa almeno in parte nella zona a rischio idrogeologico, Ah, per cui bisogna tentare di fare una rivalutazione per vedere se Ho effettivamente capito. ci sia o no, sì. prima di pensare, perché anche il tendone che abbiamo fatto per le Certo. pattinatrici eccetera è stato uno sforzo anche quello, però è un tendone che non può rimanere lì in eterno, ma soltanto per quello. certo. E quindi questa zona qua, che è già carica di strutture, Certo, vedremo sì. di completarla, di potenziarla, perché le richieste ci sono. Mi dica una cosa, sindaco, adesso entriamo in casa del privato, ma il Victoria era nato, diciamo, come struttura sportiva, c'è una palestra, c'è il studio di medicina sportiva. Che lei sappia, il proprietario ha intenzione al piano superiore, che ancora risulta inutilizzato, di fare qualcosa, che lei sappia. Il piano senza entrare nel merito. superiore è quasi terminato un lavoro fantastico per i bambini piccoli, però Ah. vai a intervistare il Va bene. proprietario che lo merita, Va bene, perché va bene. No, certo. è una Volevo così è una brava persona, un'anticipazione. sì, Bene. sì. Il sindaco ha accennato prima a un concetto che volevo trattare, cioè la piscina non è solo nuoto agonistico, non solo agonistico, sicuramente vedete, probabilmente sentite anche il rumore dei master, che quindi sono atleti che non fanno necessariamente agonismo, sono gente che viene a nuotare la sera dopo il lavoro. Ambra, fai in estrema sintesi quanti tipi di attività fate in piscina? Allora, noi iniziamo dalla pancia, perché la prima attività è l'attività per le gestanti, che è un'attività che dal punto di vista della salute è eccezionale, Certo. e previene un sacco di difficoltà o di problematiche. E dopodiché dai corsi neonati in poi prendiamo un po' tutte le età. Scusa se ti interrompo, sabato siamo venuti a fare un sopralluogo Sì. per questa diretta, abbiamo visto effettivamente
tante mamme e qualche papà Sì. con i neonati in acqua era davvero uno spettacolo. È una bellissima attività. Certo. Poi l'acqua si usa in orizzontale e in verticale. In orizzontale quindi tutto quello che riguarda il nuoto, quindi dalla scuola nuoto bambini, divisa per età, i bambini di 3, 4, 5 anni fanno un tipo di attività, dai 6 anni ne fanno un'altra. Tutta la parte di promozione allo sport, preagonismo, propedeutico all'agonismo, ma anche un altro tipo di preagonismo, di propaganda, che è quella dell'acquasport, che è una soluzione diversa dall'agonismo, ma che comunque ci sta dando un sacco di soddisfazioni. Certo. Il gruppo dei ragazzi è molto affiatato, anche loro partecipano a un circuito di gare dove sono anche molto forti, ed è un bel gruppo di adolescenti che funziona molto bene, dai quali spero anche di riuscire a estrapolare i futuri assistenti bagnanti, i futuri istruttori, i futuri allenatori, i futuri appassionati per la gestione. Dopodiché andiamo nel verticale, quindi abbiamo tutta la parte che riguarda l'acqua fitness e il benessere. Abbiamo visto prima di cominciare l'acqua spinning l'acqua con gym, le bike, sì. certo. E anche qui è un po' cambia la declinazione a seconda dell'attività, dell'età anche, e della salute fisica delle persone che frequentano. Certo. In linea con questo, quello che ci manca e che invece dobbiamo assolutamente trovare la strategia giusta, insomma ne parliamo da tanto tempo, il sindaco lo sa bene, il discorso delle vasche, rendere accessibile alla disabilità, alla riabilitazione, all'attività, la ginnastica adattata post intervento, Certo. tutte attività che necessitano di una vasca che abbia l'altezza della nostra attuale vasca da 25, ma con la temperatura del vaschino. Ok. Quindi dobbiamo Ok. ragionare in questo senso. Ok. Dopodiché c'è tutto il settore della disabilità che Certo. veramente ha uno sfogo e dà dei Certo. risultati incredibili, sia a livello di a parte il scontro fisico, la salute fisica e mentale dei Certo, ragazzi che la certo. frequentano, quindi veramente è una cosa che può cambiare Certo, loro certo, la vita. certo. Ma è un movimento di appassionati che è incredibile. E comunque, anche senza arrivare, diciamo, al recupero post-operatorio, prima di arrivare agli interventi, Sì. far nuoto fa bene alla salute. Qui vedete gente che sta nuotando, che frequenta la piscina credo da 30 anni, anche qualcuno Dopo di magari ne loro. sentiamo qualcuno. E credo che veramente li vedi cambiati di poco o niente, il Sì, miglior sì. elisir antivecchiaia che esiste l'attività fisica. Sì. L'attività in acqua tanto, Certo. perché comunque coinvolge tutti gli apparati, respiratorio, Certo. cardiaco, la parte della coordinazione, insomma è veramente previene un sacco di problemi. Certo. Tra l'altro abbiamo sentito dal direttore generale dell'USL direi qualche giorno fa, che hanno intenzione di investire ancora sulla piscina che già c'è all'ospedale, non so se adesso sia ferma dopo il Covid probabilmente, comunque per dire quanto la piscina serva proprio a livello medico, se c'è in un ospedale voglio dire è evidente la sua possibilità, la sua capacità. Allora Sindaco, mi rivolgo a lei, se la piscina è un luogo dove la gente sta bene, dove fa bene alla gente, se ci vengono le donne incinte, i neonati, gli adulti, gli anziani, gli operati, è di fatto un servizio sociale che in questo caso il Comune di Vittorio Veneto offre gentilmente ai cittadini dei comuni vicini. Sindaco. Sì, ho capito cosa vuoi dire. Ecco, vada avanti lei. È un tema questo che mi sono permesso di sollevare io non molto tempo fa, quando mi sono reso conto che i costi diventavano un po' troppo elevati, ce ne eravamo già accorti con l'adeguamento dei prezzi del metro cubo di acqua potabile, perché dovete sapere che l'acqua che c'è qua non è acqua del Meschio, è acqua potabile, Sì. è soltanto questa che può essere utilizzata. E quindi ho parlato con diversi sindaci di comuni che avevano la piscina, li ho trovati tutti col fazzoletto in mano che si asciugavano le lacrime, oberati da questi costi. E allora l'ho buttata là, dico, ma vi rendete conto che una decina di comuni servono tutti i 95 i comuni della provincia di Treviso? Da questo allora sono riuscito a ottenere una videoconferenza fra tutti i comuni con piscina pubblica.
e tutti i gestori della distribuzione dell'acqua, cioè Piave ok. Servizi, ATS e Veritas, che lavora Venezia. più sul veneziano. E tutti hanno concordato, cioè bisogna fare un qualcosa per alleviare i conti. Sembrava facile, per me che non sapevo quali erano i meccanismi per cui si creavano le tariffe. Ho pensato alla nostra Piave Servizi e ho detto, vendono 42 milioni e mezzo di metri cubi all'anno, se soltanto ci mettessero un centesimo sopra, allora verrebbe distribuito su tutti i fruitori Certo, lo sforzo economico della voce acqua, sto parlando. certo. E magari per gli impianti natatori pubblici potrebbe anche essere gratuita a questo punto, no? Certo, certo. Però mi hanno spiegato che questo non è possibile perché ARERA, che è l'ente sì. nazionale che sovraintende le tariffazioni, non accetta questo tipo di... accetta che vengano distribuiti per metro cubo i costi reali, ma per la realizzazione di impianti, la loro gestione, la loro manutenzione, gli oneri finanziari indotti, ma non altre spese Ho che capito, non c'entrano. ho capito. Per cui alla fin fine ne abbiamo fatto un'altra poi di riunione, oltre che riunioni di singoli, ma Sì. e ci siamo dati appuntamento alla successiva che sarebbe domani. Domani alle 11 ci troviamo Quindi con i sindaci degli altri con i comuni? sindaci e con i gestori. Ok. Ma i sindaci solo quelli con le piscine o tutti? No, i sindaci con tutti? delle piscine. Delle piscine. Delle piscine. D'altro canto nessuno ha mai pensato di mettere una tariffa differenziata per i comuni che dovessero servirsi della nostra piscina. Nessuno ha neanche mai pensato. Però in linea di principio non linea sarebbe teorica, sbagliato. Sì, ma non me ne vogliano ovviamente. L'utente che arriva non è bello maltrattarlo Certo. rispetto No, ma adesso ma piuttosto avendo una misura, un metro di quanti cittadini di un altro comune convergono, potrebbe esserci un'integrazione. È cose anche un po' complesse, certo, no? certo. Sì, immagino. Certo che sarebbe equo. Vedi, i nostri comuni, Vittorio non è grande, però è strutturato in modo tale che sopporta i costi di una piscina, delle Certo. scuole, Certo, di certo, tutti, certo. dei trasporti Certo, per tutti. certo, no? certo. Ci Sì, grava molto questa cosa qua sui nostri ma bilanci. ci diceva Ambra prima che a spanne così sono il 50% i vittoriesi che vengono in piscina, l'altro 50% viene da fuori, quindi Per esempio, è un ragionamento è un servizio che Vittorio fa, ma Conegliano fa, Montebelluna fa, Castelfranco fa, Treviso ne ha 3, Vazzola, Oderzo. Certo. Ma secondo lei, parlando agli altri sindaci del circondario, trovare un modo, una collaborazione è impossibile? Credo che ti diano certamente ragione, poi passare i fatti. Poi dopo al bilancio invece no. Ma penso che sia anche intrinsecamente difficile fare un'equità. No? Certo. Probabilmente è meglio agire dal lato di ridurre i costi. Certo. A meno che Ambra, adesso butto là così in diretta, se voi faceste un conto di una tariffa diversa per i non vittoriesi e la differenza rispetto ai vittoriesi la si chiede ai comuni. Non so se viceversa, se le arrivasse una richiesta così dal comune di Conegliano per i suoi che vanno a giocare a bowling, che ne so, non so se, a parte che il bowling, con tutto il rispetto, non c'entra con la salute, ma voglio dire, non so se dopo il comune come reagisce. Esatto, salute di 3 dita, vabbè. E quindi diciamo che state cercando di trovare una soluzione anche da questo punto di vista. Intanto cerchiamo di controllare e ottimizzare i nostri costi, se dopo nasce un qualche meccanismo, ma non c'è solo Vittorio, c'è certo. un'altra decina di sindaci impegnati su questo fronte, anzi qualcuno con costi, come diceva Ambra, anche superiori ai nostri. Certo. Ambra, allora sei ottimista, pessimista? Come dopo mi vai a chiamare qualcuno dei master che nuotano, come la vedi allora? Il sindaco è impegnato su vari fronti. No, ma il mio pessimismo non riguarda il sindaco, il mio pessimismo arriva da 2 anni e mezzo in cui siamo stati continuamente bastonati, a dire la verità. Comunque no, sono un ottimista di natura, quindi insomma io ci spero, la sentiamo l'amministrazione vicina. Certo. In generale sentiamo vicina un po' tutta la cittadinanza, devo dire la verità, certo. Perché in questi 2 anni i riscontri, la vicinanza che abbiamo sentito è stata veramente continua, costante. E
e insomma le persone anche adesso abbiamo un buon rientro di persone, malgrado siamo ancora contingentati e tutto, ma interessa la quando gente. siete tornati rispetto al Siamo 100? ancora un 30% di persone in meno, ma anche perché comunque abbiamo ancora le limitazioni. Certo. Quindi sì. O disarmati a guardare per aria. Certo. Ogni sindaco ha pensato per sé quale potrebbe essere una soluzione. E la sua qual è, Capitolo sindaco? acqua. Capitolo E acqua. la sua soluzione che proporrà qual è? Di trovarsela da noi l'acqua. Ah. Ho studiato un pochettino l'argomento Ah. e l'importante è trovarla potabile. Ma è tirando dentro il meschio che passa qua un No, passo, il non si meschio può non è fare? potabile. No, Il ma meschio non è potabilizzandola non si può? Sì, ma è un costo Costa continuo. Niente. No. Scaldarla Quindi costa di poi. più scaldarla, vabbè. A proposito di acqua che passa qua vicino, la vasca esterna come sta? Sappiamo che questa interna che avete visto è da La 25 chiamo la metri. nostra vecchia signora io affettuosamente, no? Come? La chiamo la nostra vecchia signora perché poretta sta vasca da 50 ogni anno quando facciamo la manutenzione prima di aprire abbiamo il terrore di quello che possa succedere. Addirittura abbiamo scoperto che inizialmente lo scavo della vasca era stato fatto più profondo, probabilmente c'era un'idea iniziale di fare una vasca una buca della profondità di 5 metri. Poi è stato probabilmente cambiato il progetto, la buca è stata coperta. A distanza di 50 anni quel terreno là si sta muovendo, Ha ceduto? quindi adesso iniziamo. Faremo una piscina Quindi- per i tuffi alla fine. Ci fa un po' paura, dopodiché la vasca esterna, chi viene qui per la prima volta, quando arriva la prima cosa che dice wow che bello, perché con la vista sulle colline, Certo. con il prato che è stupendo, è bella, però è sempre più difficile da manutentare, da mantenere, non ha la vasca di compenso per cui l'acqua che si perde va effettivamente tutta buttata via, non si riesce a recuperare niente, il vaschino, l'età, il mosaico, gli uragani, le grandinate, insomma c'è stato di tutto di più. La manutenzione ordinaria ha costi folli e non riesci mai comunque ad ottenere un aspetto decoroso e che dici wow guarda che bella che è la vasca, no? Ascolta, ma Poi bisogna scaldare anche l'acqua esterna, anche certo. se sei in estate. Certo. L'acqua va sempre comunque scaldata. Quindi Perché almeno dispersione un ancora minimo di- di 24 gradi, che comunque Certo. 24 gradi lo È dico da fresca. ex nuotatrice, io faccio fatica a entrare dentro, sì, non vado sì. volentieri, però qualcuno magari nuota, però a volte noi sappiamo Vittorio Veneto com'è, soprattutto Certo, questa certo. zona qua, d'estate a volte ci bastona con la pioggia abbondantemente. certo. E a volte serve attaccare il riscaldamento per avere almeno quel minimo lì perché di notte rischia di andare giù. Sì. Quando eravamo ragazzi si andava magari alla domenica, era la nostra spiaggia, se non si prendeva la corriera si andava a Caorle. Ma adesso c'è anche il sindaco la concorrenza del Lago Morto che è diventata un'altra spiaggia dei vittoriesi, ma la situazione com'è? E non solo dei vittoriesi. Il record l'ho trovato per persone che conoscevano che arrivano da Covolo, Da Covolo di sì, Peleroba. per la spiaggia del Lago Porca Morto. miseria. E qua come va adesso nelle ultime estati? Diciamo A parte il che Covid. i grandi numeri del passato non Ma si secondo avvicinano. te è il Lago Morto che porta via o No. altre abitudini? No, non è il Lago Morto che porta via. Ci manca un po' di attrattiva. Ok. Diciamo che anche la vasca. Allora, io quando parlo con il sindaco delle vasche dico sempre pensiamo quelle dentro perché sono quelle che funzionano 12 mesi l'anno, qui è dove si fa la salute e qui sono quelle che pagano anche i mutui e qui dove Certo. si allenano i ragazzi e quelle che pagano anche i dipendenti. Certo. Però la vasca fuori passa in secondo piano solo perché quella aperta 3 mesi all'anno e solo quando che non piove, quindi Certo. insomma quello è il concetto. Certo. Però effettivamente con un restyle probabilmente potrebbe creare un'attrattiva diversa. Penso la vasca piccola, la vasca grande è complessa, bisogna farci una riflessione, ma la vasca piccola potrebbe essere trasformata in un piccolo parco acquatico, magari Certo. con la spiaggetta d'ingresso per i bambini anche più piccolini, Certo. con le fontanelle, con l'idromassaggio, con gli scivoli, sono sicura che poi diventerebbe insomma un'attrattiva che Lago Morto si Ma va Ambra, chi non vuole pagare un biglietto e vuole farsi la grigliata insomma e Ambra, farsi la è passeggiata. normale questo, Sì, è normale. È sì, normale che infatti. bisogna attirare Quindi con... sì, con allora a giochi quel sempre punto nuovi. Questo intervento almeno non penso sia così costoso, dai.
Bisogna vedere cosa troviamo sotto più che altro, perché ok. l'intervento lo puoi anche fare, però quando poi si vanno a scoperchiare le tubature e vedere come sono prese, una parte sono state sostituite anche lì quando sono stati fatti dei lavori per il riciclo Certo, d'acqua, certo. per l'assicurazione delle tubature della vasca interna da quella esterna, perché quando ero piccola io e nuotavo, quando si apriva la vasca fuori, quella fredda diventava gelida perché l'acqua si interscambiava, era sì, così, certo, quindi anche certo. quello è stato un intervento fatto successivamente. certo. Quindi hai insomma un po' di dubbi, ma se facessimo un lavoro così, cambiando magari la pavimentazione che sappiamo che è anche un pochino rischiosa, Certo. allora il pezzo di 30 metri laggiù ci torneranno molto utili. Ecco. Beh, lì potrebbe In quel essere. momento O se sarà no fate lì utile. la piscina con i giochi, la fate a sud. Sì, dobbiamo ragionare anche sulla sostenibilità, perché Certo, più vasche più si moltiplicano i costi. Certo. Se poi piove. Secondo E me dopo con piove. 30 metri in più potrebbero tornare utili anche gli affitti di ombrelloni e No. sdrai. Anche, sì. Passi la giornata. Certo. Ma avete mai fatto un conto di quanta gente più o meno, di persone diverse, girano attorno alla piscina? Cioè nel senso, tra quelli che vengono stabilmente, gli agonisti, così, siamo nell'ordine, non so, di 1000 persone diverse, 1200 più o 1200 meno, persone. sì, più o meno. di cui 600 vittoriesi e 600 da fuori, più o meno. Più o meno. Insomma, sti Sì, magari 600 dipende, magari forestieri. in alcune cose, cioè, per esempio sto pensando ai corsi di nuoto per adulti, sono convinta che la proporzione sia questa, anche le scuole di nuoto per i bambini. Ah, ecco. Magari altre attività come il nuoto libero, così, forse sono più vittoriesi, Sì. Facciamo però arrivare con una bombola di metano a testa. Una bombola di- a dare Esatto. contributo. Esatto. Ambra, prova a chiamarmi qualcuno dei master a Vado. vedere se, perché come probabilmente Federico Campoallorto in regia ci ha fatto vedere, si stanno allenando, sono le 9:52 e la piscina chiude alle 10 mi pare, e appunto stanno facendo il loro nuoto libero. Poi ci sono i master che vanno a fare le gare, le vincono anche, invece quelli che semplicemente perché il medico gli ha detto di fare nuoto o perché semplicemente, scusate la ripetizione, si divertono a nuotare e scaricano la loro fatica. Lei sindaco in piscina no, non viene a nuotare. Ma io l'ho già dichiarato, non sono uno sportivo. Sì, ok. Comunque adesso oggettivamente capisco, è evidente le problematiche ci sono, però sarebbe un peccato con questi numeri non riuscire a trovare una soluzione. È chiaro che Però ricordo che con Ambra, quando si analizzava un pochettino la situazione, si parlava di 2-3 milioni però per rimettere a posto tutto in una volta sola. ho capito. È Sì, molto sì. impegnativo, Sì, non sì. è... Sì. Comunque noi ci proviamo. Ci proviamo. Sì, adesso abbiamo chiamato uno dei master con l'aiuto di Ambra per sentire anche loro cosa ne pensano. Allora Ambra, chi ci porti? Allora, sono due frequentatori storici della piscina. Giampiero Benvenuto, che faceva prima i corsi di nuoto e poi è passato al gruppo dei master, e Fabio Titoner, che è il nostro master, ero da tantissimo tempo, non saprei dire quanti anni, ma sono due memorie storiche. Adesso glielo chiediamo, chi è Fabio di voi due? Ma tu sei stato assessore anche? Io sono stato assessore alle frontole. Ah, ecco. Sei sindaco. Mi hanno anche detto che sei identico a te stesso da quando nuoti qua, quindi sei la dimostrazione che nuotare fa bene. Nuoto da 30 anni a questa parte è la mia valvola di sfogo per l'attività che faccio, e quindi lo trovo veramente rigenerante per il corpo e per la mente, quindi non smetterai mai finché le forze me lo permettono. Ascolta, e da amministratore o da ex amministratore pubblico, come vedi con questa problematica che bisogna sistemare questi impianti che sono energivori e costano e hanno dei costi fissi, però aiutano a star bene come a te. Sì, purtroppo se ne parla molto, io dico sempre da ex amministratore che bisognerebbe sempre programmare le cose, perché è impossibile poi farle in poco tempo. Bisogna avere la lungimiranza di programmarle per tempo, anche perché purtroppo lo vediamo tutti i giorni, l'energia costerà sempre di più, quindi bisogna veramente attrezzarsi in questo verso, altrimenti si rischia veramente poi di avere grossi problemi economici a mantenere queste strutture che comunque sono molto dispendiose. Faccio un'ultima domanda più difficile: se tu fossi ancora amministratore del tuo comune e il sindaco Miato ti dicesse: senti,
Gli abitanti del tuo comune per venire qua devono pagare qualcosa di più dei vittoriesi. Tu aiuteresti i tuoi concittadini come amministratore? Io sì, perché sono molto convinto che lo sport aiuti veramente, e chi fa sport secondo me risparmia in medicine, quindi alla fin fine non è un costo, ma secondo me diventa un vantaggio alla lunga, insomma, anche per tutta la popolazione. Quindi possiamo consigliare al sindaco di chiedere ai suoi colleghi sindaci un aiuto? Secondo me sì, io farei questo, perché secondo me si tratta di insistere un po', però poi la gente, una volta che è un po' incentivata, è contenta di venire, quindi Allora sindaco, o bocca al lupo al sindaco. lo facciamo rieleggere o comunque convinca... Allora scusa se ti passo davanti, mi è sfuggito il tuo nome. Piero, Giampiero, anche tu mi ha detto Ambra che sono anni che frequenti l'ambiente. una ventina d'anni, sì. E cosa ne pensi rispetto a questa problematica? Beh, indubbiamente, cioè, in tutti questi anni sono stati fatti interventi di ordinaria amministrazione, ma straordinaria invece non ha. Perciò sicuramente l'impianto alla sua età avrebbe bisogno, 51 anni. avrebbe bisogno ovviamente di una ristrutturazione profonda. E comunque l'impianto serve comunque un bacino che va oltre il comune di Vittorio Veneto, un'area ben più grande, che sarebbe anche giusto che anche gli altri contribuissero È una battaglia che il sindaco sta cercando di portare avanti, ma non è facile. No, assolutamente non credo sia facile, però speriamo che possa arrivare a una buona fine. Va bene, grazie molte. Allora ci avviamo verso la conclusione, stiamo pure in piedi. Allora sindaco, vede che tutti la pensano come noi, e cioè che bisognerebbe che... esatto, ma insomma chissà che qualche microfono, mi sa che speriamo che qualche suo collega sindaco ci abbia sentito, insomma adesso purtroppo non ci sono tante campagne elettorali. Dici? No, non lo so, avanti, ma no. purtroppo non ci sono tante campagne elettorali in arrivo, allora non so se sia un bene o un male. Comunque speriamo, oggettivamente penso che la richiesta, almeno con Piave Servizi, tanto per dirne una, sia Piave legittima. Servizi lo devo ringraziare perché è stata attentissima a questa istanza nell'ambito dei gradi di libertà che gli sono concessi. Certo. Non è che Allora, facciamo un appello personale al Presidente Bonetti che insomma si domani- metta una mano domani- sul cuore. Sì, se l'è già messa. Se l'è già messa, beh, la prossima che la metta sul taccuino. E Ambra, allora il sindaco ci ha dato delle speranze, comunque un intervento in minima verrà fatto, i tuoi atleti qua, i giovani vincono, i meno giovani sono difensori di questo impianto, come possiamo concludere? Sono 50 anni che questa piscina funziona senza... Non 50 anni che ci sei tu. No, però voglio dire, sono davvero 50 anni di servizio senza aver mai chiuso un giorno, se non per manutenzione ordinaria o insomma quello che è servito. Ti confesso, scusa se ti interrompo ancora, che quando ho fatto un titolo piscina a rischio chiusura mi è venuta una tremarella sulle dita. Quello che voglio dire è proprio questo, cioè, dobbiamo fare di tutto, io mi metto in prima linea, Certo. Qualsiasi cosa c'è da fare sono pronta perché funzioni altri 50 anni. Perché qui dentro l'ambiente è positivo, sono pensieri positivi, c'è la salute, l'agonismo. Io dico sempre che per me l'agonismo del nuoto, del triathlon, anche di altri sport, ma insomma in questi molto faticosi è ciò che più si avvicina a una scuola di supereroi, perché Certo. i ragazzi che fanno questa vita qua poi, ne abbiamo anche in acqua adesso di ex atleti, sono ragazzi che in percentuali altissime hanno avuto grandi successi scolastici e professionali nella vita, quindi veramente si creano elementi con grandi capacità di resistenza e resilienza. Sì. E più qua c'è la salute, c'è l'aggregazione, c'è l'inclusione. Bene. Tutte le cose migliori si possono mettere in piedi, quindi insomma deve essere interesse veramente non solo mio del sindaco, ma di tutti quanti, Certo. che questa piscina vada avanti per altri 50 anni. Anche Bene. se non dovesse essere, cioè anche quando non ci sarà più io qua a Ma gestirla, vabbè. perché mi sarò Beh, esaurita te lo auguro che tra probabilmente 50 anni tu non sia ma ancora qua, ma insomma. non penso di farcela perché ormai... Bene, allora grazie signor Sindaco, grazie Sì, Ambra beh. Polesel per questa puntata su quale futuro per la nostra piscina. Ovviamente siamo tutti ottimisti, siamo tutti speranzosi che qualche soluzione venga trovata per risparmiare un po' di denaro nella gestione e per ammodernarla in modo che sia sempre più confortevole per le centinaia e centinaia di vittoriesi e anche dei non vittoriesi che vengono nella nostra città. Non mi resta che ringraziare in regia Federico Campo Allorto, come sempre attentissimo, ha sudato anche stasera, insomma dai, ti fa anche bene, ho sudato anch'io, abbiamo sudato tutti, e ovviamente un ringraziamento in particolare ai nostri telespettatori e un appuntamento alla prossima puntata.